Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche della visione all'ascolto. Dunque torniamo con l'informazione live per quanto riguarda le nostre linee dirette. Apriamo subito con il punto sul maltempo in Friuli Venezia Giulia. Le bizze del maltempo nelle ultime ore hanno tenuto impegnati in varie zone della provincia di Udine vigili del fuoco e protezione civile, causa il brusco peggioramento meteo che in pochi minuti ha riversato pioggia e vento, in particolare nel Medio Friuli, l'Interland udinese e l'area del Manzanese. Da una parte per qualche ora l'AFA è stata surclassata dal fresco, dall'altra il passaggio del Fortunale ha provocato l'abbattimento di alberi, rami, pali dell'energia elettrica e telefonica e allagamenti che hanno tenuto in pressione l'opera dei soccorsi. Per fortuna non ci sono stati feriti. A Villa Santina il forte vento ha scoperchiato parte della copertura di un edificio comunale, mentre un fulmine ha provocato un incendio boschivo nei pressi di Chiusaforte. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e le squadre antincendio che hanno circoscritto lo stesso e iniziato l'opera di bonifica per evitare nuovi focolai. L'allerta meteo dovrebbe concludersi nella serata. Come detto, l'allerta meteo dovrebbe concludersi poco dopo le 18. Al momento non ci sono giunte altre novità. Cambiamo argomento e parliamo di un incidente stradale che si è verificato questa mattina in quel di Fiumicello, dove c'è stato appunto un sinistro della strada alle 9:30 per cause ancora da accertare. Una persona in sella a uno scooter è stata urtata da un mezzo pesante che stava svoltando in una via laterale. Immediata l'allerta ai soccorsi attraverso il numero d'emergenza 112. Sul posto sono giunti i sanitari in ambulanza. Vista la gravità della persona in sella al motociclo, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'uomo è stato caricato a bordo e trasferito a Trieste, dove si trova tuttora ricoverato. Per la messa in sicurezza e la bonifica della sede stradale è inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Rilievi di legge da parte dei carabinieri. E adesso cambiamo argomento per dire che c'è stato un altro incidente un po' particolare questa mattina a Pagnaco, dove una donna di 74 anni è rimasta infortunata all'interno della propria abitazione causa il movimento improvviso dell'auto che era stata posteggiata nel garage. La donna, accortasi di aver dimenticato le chiavi, è uscita dall'auto per prenderle, lasciando la stessa in folle e senza il freno a mano tirato. La pendenza ha fatto arresto. Per lei una frattura alla gamba con ricovero all'ospedale di Udine. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge. E continua il nostro viaggio per quanto riguarda la tutela delle persone anziane. Andiamo a vedere il promo che la Polizia di Stato, in collaborazione con l'Arlef, rigorosamente in Marilenghe, lancia per mettere in allerta le persone appunto deboli. Sì, se a mi telefoni e a mi disin che sono di une aziende o dalla polizia e in nasi une truffe, un rispunt che le clamio la polizia. Se ti telefoni in parditi che tu sei obbligata a fare un new contract da laghe, dalla Luz o di Alcatri, occhio, a son da ora imbrogliati. Se tu ti senti in pericolo o tu hai un problema, clame la polizia di Stato al numero 112. E come detto nello spot, insomma, se c'è qualcosa di anomalo, di strano, chiamate le forze dell'ordine attraverso il numero unico d'emergenza 112. Prevenire, diceva un vecchio spot, è meglio che curare. E adesso andiamo a chiudere con una notizia per dirvi che il 2 giugno 2021, in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni della Costituzione della Repubblica Italiana, la dottoressa Rim Bednarova, anestesista e medico del dolore presso il presidio ospedaliero di Latisana, è stata insignita assieme al consorte dottor Luca Miceli, anch'egli anestesista e medico del dolore presso il centro di riferimento oncologico di Aviano, del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
L'onoreficenza, come riportato nelle motivazioni lette dal prefetto di Udine, corona un percorso professionale dedito alla cura del dolore dei malati sotto gli aspetti clinici, scientifici, sociali e legali. Ecco questa notizia, chiariamo qui la nostra pagina informativa, chiaramente tutti gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net, gli aggiornamenti live, anzi l'aggiornamento live torna poco prima delle 17:30 del pomeriggio. Grazie ancora come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.